benvenuti a questo incontro importante, un incontro molto particolare per quanto riguarda la nostra città. Parleremo di questo evento che nasce proprio il 6 giugno, Mestre Book Fest. Ma per dare così l'idea della portata di questo evento, e dopo andremo subito ai nostri due ospiti, Alessandro Tridello, direttore della libreria Ubica, nonché direttore artistico di Mestre Book Fest, e Matteo Antonic, direttore Confcommercio di Mestre, per dare l'idea della portata di questo evento, allora organizzato da Città di Venezia Confcommercio, in collaborazione con Fondazione di Venezia M9, supporto tecnico Vela Ubic, con il contributo di Prealpi San Biagio, Ali 1 Energy, partner istituzionali VEZ, Biblioteca di Mestre, Rete Biblioteche di Venezia, Centro per il Libro e la Lettura, Accademia Belle Arti di Venezia, Università Ca' Foscari Venezia. Partner Campello Motors, Voci di Carta, D'Agino, Feltrinelli Librerie, Supergroup, Bacaro Letterario. Ecco, questo è praticamente per dare vedere. Ora, sentiamo un attimino il nostro Alessandro Tridello, ma prima di entrare proprio nel merito, facciamo una panoramica. Alessandro Tridello, padovano, se non sbaglio. Come nasce la tua attività di libraio? Da dove parte? Ormai, intanto buongiorno a tutti, ormai sono 23 anni che faccio questo mestiere. L'anno scorso sono stato anche riconosciuto come questo volevo chiedere, il miglior libraio d'Italia con una borsa di studio a Londra, lavorando alla Waterstone di Piccadilly Circus, e molti eventi mi hanno portato poi ad aprire 8 anni fa la libreria Ubic di Mestre. Ecco, ma come si lavora a Londra, per esempio? Come si svolge l'attività a Londra? Diciamo che abbiamo molto da insegnare agli inglesi, soprattutto sull'educazione e il seguire il cliente. Quello che ovviamente hanno loro di più di noi è la grandezza, perché la Waterstone era una libreria di 5 piani, e diciamo questa educazione alla lettura anglosassone che loro hanno nella maniera, fin da piccoli sono abituati a leggere e leggono tanto e in modo variegato, soprattutto sono legati alla lettura del loro territorio, quindi l'Agatha Christie, magari anche la Fletcher, tutte queste. E poi influenzano molto anche le letture comunque europee. Ecco, ma la lettura in un momento dove la nostra città, no, organizza questo evento importante, dopo vedremo anche a Matteo Antonic, avevamo circa 11 o 12 librerie. 6-7 anni fa a Mestre praticamente abbiamo chiuso librerie storiche come la Moderna che era in piazza, come la Galileo, la libreria di Viale Garibaldi. Purtroppo la Don Chisciotte è venuto a mancare Billy, che era un po' il libraio per antonomasia della nostra città, ha chiuso anche il libro con gli stivali, ha aperto solo Giralibri in via Garducci, quindi da 10-11 librerie ne abbiamo 6. Secondo te cosa significa questo? Allora, significa intanto bisognerà vedere caso per caso, perché io adesso non voglio parlare delle altre librerie, soprattutto quelle che hanno chiuso, però i fattori per chiudere la libreria sono molteplici. Il primo fattore generale, diciamo, senza fare nomi che io posso dire, è che bisogna sempre modernizzarsi, stare al passo con i tempi e capire quello che sta succedendo all'esterno per poter poi essere di riflesso una libreria competitiva. Faccio un esempio lampante: 2 anni fa una libreria non avrebbe mai immaginato di avere dei manga, il settore manga fumetti all'interno della libreria, e invece in questo momento si è, tra virgolette, costretti ad avere un settore ampio e a capire anche un mondo che è completamente estraneo poi al mondo dei libri. Da un'altra parte sta crescendo TikTok con i booktoker, e quindi bisogna conoscerli, sapere quali sono le loro tendenze, creare un posto dedicato a loro, perché non è più un posto degli young adult come venivano chiamati prima, ma i TikToker e i booktoker si sentono un po' più adulti, e di conseguenza non devi metterli nel settore
bambini. Ovvio che le librerie indipendenti, perché di questo stiamo parlando, le librerie che hanno chiuso erano librerie indipendenti, non di catena, questo cambiamento repentino e veloce non hanno avuto la possibilità di farlo. Poi per ogni libreria ci sarebbe da raccontare. Bene, allora, Mestre Book Fest. La prima cosa che mi viene è così: parliamo con Matteo Antoni, ci ripeto, direttore Confcommercio di Mestre. Piacere. Mestre Book Fest, ecco, questo nome, questo inglesismo, no? Noi abbiamo parlato prima, Festival delle Idee, Festival della Poesia, non poteva essere semplicemente Festival del Libro, perché Book Fest, che è anche abbastanza onomatopeico. Allora, intanto grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi e rispondo subito alla domanda. Abbiamo pensato a più mani a come costruire il logo e l'immagine della rassegna e quindi di conseguenza anche al nome. Il nome è stato scelto perché trasmette con grande semplicità a tutti i potenziali utenti di questa rassegna innanzitutto il luogo e l'identificazione con Mestre, che era fondamentale. Perché era giusto che una località, una città come Mestre avesse una sua rassegna che non fosse collegata con Venezia. Bookfest, festa e non festival, proprio perché si voleva dare anche una sfumatura fin da subito più pop e più aperta, quindi già una comunicazione meno ingessata, meno formale. È chiaro che la parola fest rievoca anche la parola festa, ecco, e questo vuole essere questa rassegna. Quindi questa è la ragione principale. Sì, vuole essere principalmente un regalo alla città e sperare che i cittadini, riappropriandosi dei luoghi del centro di Mestre, si divertano. Ecco, l'idea, Comune di Venezia, Confcommercio, libreria Ubic, l'idea da chi parte questa idea? Allora, io ho conosciuto Alessandro Tridello per altri motivi in questi anni e lui mi sottopone una bozza, ok, di appunto quello che poteva essere un festival del libro a Mestre. Abbiamo proseguito questo dialogo insieme, è stato proprio definito poi quello che state vedendo, ma era fondamentale avere non solo il supporto ma la collaborazione fattiva di più soggetti che sono protagonisti a Mestre. Non si poteva quindi prescindere dall'amministrazione comunale, ci siamo interfacciati subito con l'amministrazione comunale che ha creduto moltissimo in questo progetto, tanto più che ci hanno già appunto preventivato un triennio di manifestazione e quindi noi dobbiamo assolutamente ringraziare il comune proprio perché è core organizzatore, non è solo un patrocinio. Abbiamo sia risorse economiche che materiali, che strutture, che persone che ci aiutano fattivamente. Ecco i luoghi, abbiamo parlato dei luoghi, il luogo centrale sarà Piazza Ferretto, esatto. Però poi se ho ben capito si snoderà anche attraverso dei locali, dei ristoranti, sì. dove ci saranno gli appuntamenti con personaggi che esatto. fanno parte del mondo della cucina e della gastronomia. Esatto. Proprio con un confronto con l'assessore Paola Mar abbiamo cominciato anche a interloquire. Ecco, tra l'altro vogliamo ricordare che doveva essere qui con noi, forse arriverà. Paola Mar è impegnata con l'inaugurazione del Salone Nautico. Ma la salutiamo. La salutiamo intanto, ciao Paola, speriamo che tu riesca ad arrivare almeno per i saluti. Ecco, abbiamo cominciato a interloquire anche con la Fondazione di Venezia, che ha creduto moltissimo in questo progetto, ha destinato delle risorse e ci dà l'utilizzo degli spazi di M9, che per noi è fondamentale perché banalmente se piove e in Piazza Ferretto non ci possiamo stare. Certo, c'è un piano B, ma anche protagonista, perché in M9 facciamo molti eventi, proprio perché il luogo si presta bene. E soprattutto la nostra mission come Confcommercio è aiutare il lavoro delle attività commerciali presenti. Quindi fare un evento per noi non può essere una cosa fine a se stessa, ma deve coinvolgere le attività commerciali, perché noi di Confcommercio pensiamo agli imprenditori del nostro territorio. E quindi l'autore va a presentare il libro nel bar con l'aperitivo con l'autore, certo. Si fa il pranzo con l'autore in un ristorante e quindi anche i luoghi devono essere centrali perché creare flusso di persone dà la possibilità ai negozianti presenti di avere più persone che transitano davanti alla loro vetrina. Ecco. Allora, forse adesso sentiamo Alessandro.
Serata inaugurale, scusate, Ilaria Tutti, questa scrittrice che ha avuto una grande, un botto di pubblicità incredibile, ma giustificata, perché effettivamente i gialli di Ilaria Tutti sono di altissimo livello. È partita con questo personaggio, il vicequestore, lei ci tiene a dirlo, un po' come Schiavone, non è commissario capo ma è vicequestore, Teresa Battaglia, portata poi in televisione dalla bravissima Elena Sofia Ricci. Ilaria Tutti, se non vado errato, in quell'occasione presenterà anche il nuovo libro, quindi questa è anche una chicca, un colpo nel colpo. Diciamo che la Longanesi, la casa editrice dell'ultimo romanzo di Ilaria Tutti, ha voluto regalarci, diciamo, l'anteprima nazionale come per dire crediamo in quello che state facendo, e quindi sono molto contento di averla proprio come madrina. Che l'hai già avuta forse anche in libreria, mi sbaglio? Sì, diciamo che è una nostra frequentatrice, quando passa comunque a Mestre viene sempre a presentare il libro, però in questo momento lei è considerata veramente una delle principali scrittrici di giallo e romanzo storico, perché è molto brava. Lei è molto brava e ci aspettiamo, e sappiamo già che verrà tantissima gente in Piazza Ferretto, ed è un piccolo regalo, perché in realtà il festival doveva iniziare il 7, però col fatto che c'era l'anteprima nazionale da tutti, e ho detto facciamo uno strappo alla regola. E questo è un bel colpo. Poi a seguire vedo ci sono tantissimi scrittori, ma ci sono anche dei nomi che oltre ad essere scrittori sono anche personaggi. Vedi Antonio Caprarica, che tutti conosciamo come grande inviato Rai da Londra, famosissimo per le sue cravatte, i suoi foulard, e poi anche Messner, no? Messner non appariva in pubblico da diverso tempo. Sì, Messner è proprio stato forse il colpo più difficile da ottenere, perché diciamo che va spesso in televisione quando viene intervistato, ma in pubblico si fa vedere molto poco, e quindi lui è stato proprio la ciliegina sulla torta quando siamo riusciti ad avere il suo sì di presenza. Aggiungerei anche Malika Yen, che in questo momento è anche Marco Malvaldi, ci sono autori. Insomma, ecco, guardando il programma noi ci siamo chiesti perché una persona che è a casa dovrebbe venire in piazza magari alle 6:30 o alle 9 a sentire uno scrittore che magari parla. Perché ci sono dei nomi che hanno una storia e soprattutto hanno un riconoscimento internazionale, sia a livello di scrittura sia a livello anche visivo, televisivo, e non ci andava di fare come prima edizione un dibattito su delle cose, su cose pesanti, oppure su una letteratura filosofica più profonda. Una cosa agile. Una cosa leggera, dove io volentieri la sera vengo a vedermi la Sabina Guzzanti, perché mi faccio 2 risate, conosco un personaggio, mi faccio una foto, magari compro il libro. Mi raccomando, i libri sono tutti in vendita durante le presentazioni, che non li comprate in altre librerie. Questo è fondamentale, è fondamentale. E per quanto riguarda invece i ristoranti, abbiamo scelto anche questa cosa un po' particolare di fare 4 chef all'interno di 4 diversi ristoranti. Ad esempio c'è Alessia Mancini, che era un'ex letterina, e anche cosa faceva altro? Io me la ricordo come sì, ma che però diverse cose, poi sì, anche una subrettina è stata all'inizio. E che ha scritto un libro di cucina, e ci è sembrato dare una possibilità. Beh, c'è il vincitore di Masterchef, se non sbaglio. C'è anche il vincitore di Masterchef, che è Edoardo Franco, che lo faremo domenica 18 al ristorante Grand Central. Viene Luca Pappagallo, che in questo momento è uno dei gettonatissimo su YouTube, che non si definisce lui chef, però diciamo che cuciniere goloso. Esatto. E poi ci allontaniamo leggermente dal centro, andiamo con Fulvio Marino, che è un grande panificatore, andiamo da Grigoris,
che tutti conosciamo e sappiamo essere insomma al top per quanto riguarda la pizza. Saranno, allora, no, magari uno dice questo è un Mestre Cook Fest, no? Invece no, perché sono solo 4 eventi all'interno di ristoranti e gli altri sono all'interno di bar, ma sono autori veri, autori anche di livello, insomma. Matteo Antonic, una cosa che ne abbiamo parlato anche poco fa. Ecco, abbiamo parlato di tanti autori, grandi autori, ed è giusto che sia così. Però sorgeva questo, ma perché me l'hanno chiesto in tanti? Certo. In questi giorni, visto che io sono un po' in mezzo a questo settore, mi ho trovato, ma forse una giornata nell'ambito del Mestre dedicata agli scrittori di Mestre, magari radunarli, 5, 6, 7, a scelta chiaramente di Alessandro, a scelta tua, a scelta del comitato organizzatore, scegliere un posto deputato e portare gli scrittori mestrini, che ce ne sono. Io non voglio fare nomi perché non vorrei dopo dimenticarne uno per un altro. Sì, allora, ha detto lui. Come avviene la scelta del palinsesto? Allora, innanzitutto, questo è importante. Esatto, innanzitutto proprio per dare una rappresentatività alle istituzioni della città è stato creato un comitato, diciamo un comitato tecnico-scientifico, sì, visto che va di moda negli ultimi anni. In questo comitato c'è Confcommercio, c'è il Comune di Venezia, c'è l'Accademia Belle Arti di Venezia, c'è IUAV e c'è l'Università Ca' Foscari. Ovviamente la prima cosa che fa il comitato è nominare il direttore artistico e quindi è compito poi del direttore artistico proporre quelli che sono i nomi che verranno ospitati al festival. Il tema autori locali è stato affrontato, non vi nascondo che la costruzione di un evento di questo tipo è difficilissima e in questo momento era paradossalmente molto complicato andare a strutturarci, soprattutto a livello comunicativo, con uno spazio che però avesse un'importanza rilevante, perché non ha senso buttare lì un autore locale in mezzo a Giordano, Caprari, Caruzzanti. Bisogna che abbia una sua valorizzazione all'interno del palinsesto. Quindi quest'anno abbiamo pensato intanto a creare un po' le fondamenta e a cominciare a costruire quella che sarà la reputazione del festival. È ovvio, perché è già previsto, che dall'anno prossimo ci sarà, non dico una giornata, ma anche più momenti all'interno, se confermiamo, delle 2 settimane, dedicate proprio agli autori sì locali, ma proprio autori mestrini, che siano espressione del territorio. Autori mestrini, avete sentito la parola di Matteo Antonic? Assolutamente. No, non ci nascondiamo. Anno ci saranno anche gli scrittori mestrini. Non ci nascondiamo, sempre se il direttore artistico artistico. E questa cosa che ha detto il Matteo è molto importante perché collega una differenza sostanziale tra questo festival e gli altri festival ottimi che si fanno durante l'anno. Ogni anno verrà eletto un direttore artistico, quindi non è detto che il prossimo anno possa essere ancora tu. Può essere un anno. Io scommetto che sarai ancora tu. Può essere, se sono ancora vivo sicuramente. Si accettano scommesse. Ma era per dire che dipende come va quest'anno. Il marchio e il nome sono di proprietà del comune e di Confcommercio. Di conseguenza questa cosa. Nessuno tranne loro potrà toccarlo, potranno riutilizzarlo o magari bloccarlo. Questo è proprio un timbro di garanzia, perché negli anni successivi abbiamo visto come vari festival sono legati a una persona singola e quando sono legati a una persona singola può essere che la persona singola non abbia più voglia di fare un festival. Invece il festival Mestre Book Fest deve diventare un evento fisso e sicuro, perché è il comune e Confcommercio che ci danno la sicurezza che venga fatto, indipendentemente adesso che ci sia io o non ci sia io o tu o il mondo intero, insomma. Ecco, questa è la cosa importante. Allora, altre 2 domande, una a te e una a lui. Allora, hai citato gli altri festival. Io in una recente intervista, credo oggi cos'è, mercoledì, credo di averla letta lunedì, mi pare sul quotidiano Nuova Venezia,
Hai citato Pordenone Legge come esempio, che vorreste diventare praticamente come vetrina, avete Pordenone Legge, che sono ormai 15-16 anni che esiste. Cosa mi dici di questo? 15 anni sono tanti, adesso vediamo. No, ovviamente per diventare una cosa così grande come Pordenone Legge si deve aumentare le persone all'interno dell'organizzazione. E soprattutto non può cambiare il direttore artistico, No, questo te lo dico io, almeno per 3 anni. Almeno per 3 anni non può cambiare il direttore artistico. Questo te lo dico per esperienza. C'è bisogno un po' veramente di tutta la città, di tutte le associazioni, si vuole, perché diventare un punto culturale grande come Pordenone Legge a Mestre vuol dire sconvolgere comunque anche la città, ed è quello che noi vogliamo fare, prendere la città e per 2 settimane sconvolgerla completamente. Speriamo sia così. Matteo Antonic, una domanda che esula un po'. Ci sarà, è previsto, se no può essere un suggerimento, un taglio del nastro istituzionale con la presenza del sindaco? Allora, martedì 6 giugno alle 18:30 abbiamo appunto l'anteprima con Ilaria Tuti. È ovvio che saranno presenti tutti i soggetti che sono protagonisti di questo festival, quindi il direttore artistico aprirà le danze e ci saranno i saluti del Comune di Venezia, di Confcommercio e presumo anche della Fondazione di Venezia e di chi ha sostenuto anche fattivamente poi e basta. Allora, prima di chiudere così questa bella, io dico sempre chiacchierata e rispondete entrambi, cosa vi aspettate in fondo alla fine di questo festival? Quale sarà il vostro, cosa aspettate? Cosa credete di poter dare alla città? Sicuramente qualcosa di buono, ma le vostre aspettative proprio? Io spero di divertirmi e di prendere 2 kg. Bene, lui pensa di perdere 2 kg. Matteo Antonic? Allora, una cosa che ho sempre condiviso con il mio presidente Massimo Borghetto è perché noi, come ci siamo buttati a capofitto su questo progetto, perché volevamo dare una risposta a una domanda ben precisa. I commercianti del centro di Mestre chiedono eventi di qualità in centro, che diano loro la possibilità di aumentare il loro lavoro e di rendere il centro più attrattivo, perché se il centro ha degli eventi di qualità è attrattivo anche verso l'esterno. Quindi spero che Confcommercio con questo progetto riesca a dare almeno una piccola risposta a questa domanda. Ecco, l'ultimissima domanda, questa la facciamo all'amico Alessandro. Io qui, come potete vedere, questo bellissimo dépliant, qui sulla sinistra del dépliant, in verticale, ci sono narrativa, giallo, cucina, sport. Ecco. Allora, i libri di sport, siccome vanno tantissimo, no? Mi confermi? Confermo. Ecco, invitare un grosso personaggio dello sport. Abbiamo invitato Messner. Ma Messner, che è più, non rientra nello sport, cioè diciamo nel cosiddetto ballon, basket, tennis, pugilato, atletica leggera e quant'altro. È una cosa a parte. Un grande campione, anche perché ogni campione, ogni 3x2 oggi ha un libro. Certo. Sì, ma poi alla fine, ad esempio, quelli che giocano a calcio. Anche perché io dico, ahimè, non dovrei dire me, perché anch'io sono un amante appassionato dello sport. Ma i libri, si fa un libro Totti, fa un libro Federer, fa un libro Pugile, che ne so, qualsiasi, fa un libro, lo sai meglio di me, vanno stravenduti. Quindi portare un grande campione dello sport? Abbiamo portato Messner. E l'anno prossimo sicuramente mi stupiremo con dei nomi. Con effetti speciali. Diciamo che... Prego. No, volevo solamente aggiungere una cosa. Una caratteristica, proprio per come ha pensato il palinsesto Alessandro Tridello, è che ci si vuole creare grande empatia tra l'autore e il pubblico. Cioè il pubblico deve avere la possibilità di conoscere l'autore in modo anche molto informale. Quindi ci sarà proprio un momento in cui le persone potranno salire sul palco ordinatamente e stringergli la mano, farsi firmare il libro, fare 2 parole con questo è un dato di fatto e lui lo sa bene, come fai anche le presentazioni, le piccole presentazioni nelle librerie, cioè puoi avere 10 persone, anzi io
qui spezzo una lancia, anche se c'è solo una persona, devi avere il buon gusto di partecipare alla presentazione, perché quella persona è venuta per sentire te, quindi nelle presentazioni solitamente il pubblico, lui lo sa bene, ha la possibilità di conoscere l'autore, e quindi questo spero sia così anche in questa occasione, deve essere così, se no... Prego. Vorrei proporvi una domanda. Questa mia è anche molto impegnata nel raccordare la città con il campus scientifico, che è una delle 9 grandi realtà del mondo. Mi pare che oggi la scienza ha anche personalità, penso a Antonella Viola per citarne una, sì, che ha un grosso pubblico. Possibilità nelle prossime edizioni di avere anche uno spazio per la scienza? Effettivamente sì, ma abbiamo tralasciato anche i libri per bambini, per ragazzi, la poesia, cioè non saremmo riusciti a fare tutto, e quindi abbiamo dedicato in teoria il martedì agli autori locali dico Veneto, il giovedì era dedicato al fumetto, il venerdì, il sabato e la domenica erano quelli con i nomi più grandi, questo era l'inizio e così si ripete della settimana successiva. Ovvio che l'anno prossimo ci aspettiamo di ingrandirlo e di conseguenza di poter fare anche dei dibattiti. Il dibattito scientifico magari lo avevamo più all'interno del Festival della Politica. Di solito Antonella Viola viene e va, non volevamo neanche interferire con gli altri festival che hanno una loro identità ed è giusto che... e quindi abbiamo camminato un po' sui gusci d'uova per non andare a disturbare anche le altre sfere, gli altri festival. Ovvio che tutto può essere migliorabile, ma in primo luogo avere un festival di questo livello, e posso assicurarvi che dietro c'è un'organizzazione maniacale, e portare almeno 20 nomi incredibili a Mestre è un buon inizio. E io spero che, anzi sono sicuro che sarà un successo e ci divertiremo molto. Vuole chiudere Matteo Antonic? Qualcosa da aggiungere? No, allora io vi ringrazio per averci invitato e spero che sia un evento apprezzato dalla cittadinanza e da tutti coloro che hanno a cuore, insomma, il futuro della nostra città. Ecco, tutto qua. Bene, allora mi raccomando a tutti i mestrini e non, martedì 6, ore 17 in Piazza Ferretto con Ilaria Tutti. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie.